Ha salutato la città per tramite la stampa il prefetto di Agrigento Filippo Romano, trasferito ad altro incarico a Vicenza, presentato per l'occasione il libro Il Palazzo del Governo di Agrigento, storie e collezioni. Il voto per il rinnovo dei consigli comunali, tra cui anche quello di Agrigento che scadeva a ottobre del 2025, sarà posticipato nella primavera del 2026, quanto stabilito dal Ministro degli Interni Piantedosi. Fontanelle in festa per il patrono di San Nicola. Domani l'AIRC raccoglie fondi. Organizzato un torneo di calcetto per l'Immacolata a Porto Empedocle. L'AIL in piazza Cavour per le stelle di Natale per un sostegno per le leucemie. Colletta alimentare oggi ad Agrigento per i più bisognosi. Si è discusso delle malattie dell'Alzheimer in un convegno all'ospedale di Agrigento con un confronto con i medici di base. Sarà presentato oggi pomeriggio il libro di Luigi Pirandello, Uno Nessuno 100.000 in Esperanto presso le fabbriche chiaramontane. Stamani un primo incontro con gli studenti del liceo classico Empedocle. Il Palermo domani in campo contro la Carrarese, l'Akragas impegnata in casa con la Vibonese, il Castrum Favara in trasferta con il Ragusa. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro TV Notizie di oggi sabato 7 dicembre. Ha salutato la stampa oggi il prefetto di Agrigento e la città, trasferito a Vicenza. Nel corso della sua relazione ha trattato un bilancio della sua attività professionale durante il suo mandato, ha parlato dell'hotspot di Porto Empedocle, dell'emergenza idrica, del rapporto con i sindaci della provincia e con le forze dell'ordine. Ritornerà ad Agrigento come turista in occasione di Agrigento, capitale della cultura. Sentiamo lo stesso Filippo Romano. Beh sì, purtroppo nel mio lavoro i saluti di commiato arrivano ogni tot. Questo forse un pochino prima rispetto ad altri. Nelle ultime sedi sono rimasto per più di 2 anni, però devo dirvi che come quando sono arrivato qua da Napoli è stato difficile lasciare la sede, che poi non è una sede. La sede è un complesso di lavoro, esperienze, affetti, simpatie, esperienze di vita soprattutto, perché la sede è vita e quindi questi traslochi ovviamente come dire, non possiamo ignorarli, fanno parte della vita di un prefetto, anzi rendono secondo me forte la figura, nel senso che si evita un eccessivo legame con un territorio e si mantiene quella come dire, distanza che consente di valutare le cose con equanimità. Allo stesso tempo però, quando le cose come dire, sono andate bene, rimane un rapporto affettivo che in futuro si svilupperà da visitatore, da turista, da amico e non più ovviamente da funzionario dello Stato. Ha citato San Leone, proprio a San Leone ha avuto, mentre prendeva il caffè, parecchi saluti Mi ha dalla fatto gente. piacere, sì, in questi giorni, io ripeto, come dicevo poco fa, la domenica spesso faccio un giretto in moto e mi fermo a San Leone in un bar molto comodo e molto simpatico, e dove si svolge una buona parte del passeggio domenicale con bambini che giocano. È un piacere guardare la gente che gode serenamente del proprio litorale. E molte di queste persone mi hanno fermato per salutarmi, per persone che non conosco, per esprimermi simpatia. E questo credo che sia il regalo più bello che una persona possa avere andando via da un posto. Cosa augura da Agrigento, capitale della cultura 2025? Di riuscire a coordinare un cartellone unitario, cosa che avrei voluto contribuire a favorire, perché ancora adesso come dire, siamo in tempo per far sì che il cittadino, il turista, il visitatore, soprattutto il turista che viene da fuori, possa trovare da qualche parte, su Facebook, su internet, stampato, un calendario che gli dica giorno per giorno le manifestazioni che ci saranno. Già ce n'è parecchie, e spesso si cade nell'errore di ritenere che non si sta facendo nulla, mentre ci sono già diversi appuntamenti fissati in calendario, però se non li si rende conoscibili, soprattutto attraverso, ribadisco, un calendario unitario, perché vedete, se noi mettiamo soltanto ciò che organizza, che so, il parco archeologico, oppure la fondazione, o magari il comune o un altro comune, non rendiamo un servizio al visitatore.
Invece, a mio avviso, nel calendario vanno inserite tutte le cose che accadono in provincia, anche quelle che accadono ogni anno. Cioè nel calendario deve starci il mandorlo in fiore, nel calendario deve stare il Taratà di Casteltermini, deve starci la festa di qualsiasi paese o il concerto che magari si sarebbe comunque tenuto a Sambuca e si terrà. E così sì che si valorizza il territorio. Quindi il consiglio che do ai sindaci è questo. Prefetto, lei ha fatto tanto nella sua azione di coordinamento nel far nascere Capitale della Cultura, ricordo le varie riunioni fatte in prefettura anche per la legalità. Ora, diciamo, andare via a 20 giorni da Agrigento 2025 non le dispiace? Molti si chiedono come mai. No, in realtà non mi dispiace perché comunque avrò occasione di tornare. Già abbiamo, sapete che in prefettura abbiamo fatto nascere un CRAL, no? Che coinvolge anche poliziotti, carabinieri. Già ci sono delle organizzazioni pronte, fra Natale e Capodanno andremo al Presepe Vivente insieme e verrò da turista e da visitatore, il che tutto sommato mi consente finalmente di godermi le cose con serenità. Ha già parlato con il nuovo prefetto? Certamente, ci conosciamo da anni. Siamo stati contemporaneamente nominati commissari delle province siciliane nel 2013, quando la legge 14 della regione, voluta dal governo Crocetta, sciolse gli organi direttivi delle province. Quindi non si rinnovarono come si sarebbe dovuto in quella cadenza elettorale. E noi fummo fra i primi commissari, io a Messina e lui a Enna, di cui era vicario. Quindi ci conosciamo veramente da tanti anni. Ho già parlato, gli ho già esposto diverse necessità della provincia, ma soprattutto ci vedremo la settimana entrante perché io devo completare il mio trasloco, come immaginate, insomma, non è cosa da poco, e quindi con l'occasione prenderemo un caffè insieme nei prossimi giorni. Prefetto, lei presenterà tra qualche minuto questo nuovo libro, ce ne parli così giusto per Lo avere un'idea? presenteranno gli amici della sovrintendenza, che ne sono gli autori, io ho fatto soltanto uno dei brani del libro. Il libro innanzitutto vorrei dire è disponibile per tutti nel sito della prefettura in PDF e adesso lo metteremo anche in formato EPUB in modo che sia leggibile anche dai lettori, però conviene scaricarlo in PDF perché è possibile così vederne i colori. Il libro è un libro che parla del palazzo del governo tutto, consideriamo che qui c'è provincia e prefettura, che il palazzo è gestito dalla provincia, in questo caso è stato fatto dal Ministero dell'Interno perché non è tanto e solo sul palazzo, ma è soprattutto sugli interventi di restauro finanziati dal Fondo Edifici di Culto in questi ultimi mesi. Interventi che hanno interessato chiaramente la parte dell'alloggio di rappresentanza e degli uffici, che vi invito a visitare nei prossimi giorni e che adesso offrono il meglio di sé. Soprattutto per il restauro delle opere che ha impegnato 2 mesi di lavoro da parte di rinomati istituti di restauro, per cui ecco, ad esempio le grandi tele che osservavate prima nei corridoi della prefettura ora sono state riunite nei saloni più importanti con didascalie, ci sono didascalie per tutte le opere, anche nell'ufficio del prefetto e del capo di gabinetto, che saranno anch'essi aperti alla visita, naturalmente non in continuazione, in occasioni determinate. Ad Agrigento per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali non si voterà alla scadenza naturale del mandato che dura 5 anni, ovvero ottobre del 2025, bensì 6 mesi dopo, nella primavera del 2026, e non solo ad Agrigento, così sarà anche in oltre 2000 comuni italiani, e quanto disposto da un'apposita circolare del Ministro degli Interni, retto da Matteo Piantedosi. Lo slittamento di 6 mesi interessa i comuni in cui si è votato nel turno ordinario negli anni 2000 e 2021, per i quali durante l'emergenza Covid è stata applicata la modifica con rinvio del moto al periodo autunnale. Il presidente della regione Renato Schifani in visita ieri a Catania alla comunità di Sant'Egidio, impegnati per chi vive il disagio. Promuoveremo il reddito di povertà, ha dichiarato il governatore della Sicilia. Sentiamo lo stesso Schifani. La presenza delle istituzioni tra chi non ce la fa e quindi vive grazie alla solidarietà di strutture come la comunità di Sant'Egidio, come la Caritas, come il Banco Alimentare. Io ho visitato tante di queste realtà quando ero Presidente del Senato. Devo dire che abbiamo dato un messaggio, quello che il governo e le istituzioni sono presenti, hanno approvato una legge che li aiuterà, ho spiegato loro di farsi aiutare,
Per me non esiste differenza tra colore della pelle, tra religione, tra grado culturale. Esiste l'identità e il rispetto alla persona. E tutto quello che sarà impregnato dalla mia azione di governo rispetterà questi valori, che sono valori secondo me né di destra né di sinistra, sono valori fondanti per me non negoziabili. Noi, ripeto, come governo abbiamo adottato dei provvedimenti, ripeto, finanziari che danno il senso di un sostegno anche economico che intendiamo dare, perché vogliamo che gli ultimi non siano ultimi e quindi possano vivere in un modo decoroso. Quindi il segnale nostro è quello innanzitutto anche di, a chi non ce la fa, ai poveri, alle famiglie indigenti, di rivolgersi ai sindacati, alle strutture per fare istanza per avere il reddito di povertà, perché si apriranno dei termini, vi saranno delle scadenze e queste persone rischiano magari di non potersene avvalere perché nemmeno lo sanno. Allora io credo che il governo avrà il dovere di attivare una campagna di comunicazione per questo, chiedendo anche ai sindacati, e lo faranno, di dare il massimo della loro disponibilità. Fontanelle in festa per il patrono di San Nicola. Ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. La parrocchia di Fontanelle in festa per il patrono San Nicola, con la comunità che ha accolto il giovane sacerdote Gerlando Casula che ha presieduto la messa solenne. Don Gerlando Casula per tutti rimane Giorgio, il ragazzo cresciuto a Fontanelle, dove ha mosso i primi passi verso il sacerdozio. Durante l'omelia Don Gerlando Casula ha richiamato la figura di San Nicola, un santo speciale. Con la solennità di San Nicola sono iniziate le manifestazioni per il Natale nel quartiere. Ieri, al termine della messa, è stato illuminato un albero fatto all'uncinetto dall'oratorio degli adulti, uomini e donne che sono riusciti a realizzare davvero un capolavoro. Quella di San Nicola è stata una festa per la comunità del quartiere, un momento di incontro e di preghiera. E oggi pomeriggio alle 18:30 si terrà un concerto di Natale in piazza Barone Celsa, un altro momento di festa per Fontanelle, grazie alla collaborazione del comitato Fontanelle Insieme. Domani, festa dell'Immacolata, l'AIRC, Associazione Ricerca sul Cancro, ha organizzato a Porto Empedocle, presso il centro sportivo Ponteferro, il 6° torneo di calcio dell'Immacolata. L'intero importo raccolto sarà devoluto all'associazione per sostenere la ricerca per i tumori infantili. E si è svolta stamani e proseguirà per tutta la giornata di oggi la raccolta alimentare effettuata da Gioventù Nazionale e l'Associazione Volontariato Italiano Missionario Amore e Carità. Le derrate alimentari raccolte saranno destinate alla mensa della solidarietà. Sentiamo in merito Daniele Nardi tracciare un primo bilancio dell'evento. Oggi giornata di raccolta alimentare, aiutaci ad aiutare da parte di Gioventù Nazionale di Vimac. Sì, è un'occasione da non perdere, perché in questa maniera potremo aiutare sicuramente la mensa della solidarietà, che è un contributo concreto per la nostra città e per le famiglie in difficoltà. Quindi noi ci apprestiamo a stare qui, ad aspettarvi numerosi per riempire i carrelli. Come sta andando? Bene, bene.
Come sappiamo tutti, gli agrigentini hanno un grandissimo cuore, quindi sono molto solidali e la raccolta sta andando abbastanza bene. Siamo qui fino alle 13, vi aspettiamo numerosi. Insieme a voi c'è anche un'altra associazione che fa la Sì, la raccolta. Vismac, che è un'associazione di donatori che opera in tutta la Sicilia, e noi siamo ben lieti di supportarci e collaborare insieme a questa associazione molto importante per il nostro Sono diversi territorio. punti di raccolta, no? Diciamoli. Sì, allora i punti di raccolta sono qua, il 100° di Viale Leonardo Sciascia, poi c'è il Paghi Poco di Viale Cannatello, il 100° via Unità d'Italia e l'Eurospin di San Giuseppuzzo. E sempre domani, per l'8 dicembre, è in corso la campagna storica dell'AIL Stella di Natale, simbolo di speranza, ma anche sostegno prezioso per i pazienti ematologici in tutto il territorio italiano. Ad Agrigento, in piazza Cavour, sarà allestito il gazebo dove acquistare le stelle di Natale, con un contributo di 13 euro per consentire alla ricerca scientifica contro i tumori del sangue di andare avanti e offrire servizi migliori ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. E si è discusso di Alzheimer ieri e oggi in un convegno organizzato dall'Associazione Alzheimeriani Non Più Soli presso la sala dell'ospedale civile di Agrigento. Dottore Provenzano, l'Associazione Alzheimeriani Non Più Soli organizza oggi un interessante convegno sulla rete assistenziale nel territorio, medici di base a confronto. Sì, è proprio questo l'obiettivo dell'evento, cercare di rimodulare, riorganizzare l'assistenza ai pazienti fragili, perché basti pensare, ad esempio, a molti pazienti che vivono in una fase di solitudine, il compito è arduo, occuparsi di loro, capire i bisogni sanitari e quindi assisterli nella modalità più opportuna. Oggi che questo vada rimodulato, ad esempio pensavo l'altro giorno che spesso noi ci dedichiamo ai pazienti di una diagnosi diciamo meno grave, invece questa è una cosa errata a mio giudizio, bisogna partire ad assistere i pazienti più gravi perché lì il compito è difficile, è più arduo, è più ampio e quindi necessitano di un'assistenza sicuramente che è gravosa e quindi migliore. L'obiettivo della vostra associazione? L'obiettivo della nostra associazione è rendere facile l'accesso alle cure e fare da case advisor, cioè consigliere di cura, capire cosa deve fare un paziente affetto da Alzheimer, dove rivolgersi, come rivolgersi, quali esami fare, qual è l'iter diagnostico e le strutture a cui bisogna soprattutto rivolgersi per essere assistiti al meglio. C'è un'evoluzione nella cura della malattia? Sì, adesso c'è sperimentazione in molti centri italiani un anticorpo monoclonale che è l'Lecanemab, però anche questo anticorpo non è scevro di effetti collaterali perché ha una casistica ristretta di arruolamento, perché determina anche edema cerebrale, cioè gonfiore del cervello e anche delle emorragie cerebrali, quindi i soggetti devono essere sottoposti a delle risonanze ravvicinate proprio per essere monitorati lungo il decorso del trattamento. Il ruolo della famiglia quanto è importante? Più che importante oserei dire determinante a questo punto, perché già un paziente affetto da Alzheimer è onorosissimo assisterlo, è gravoso. E poi quando si ritrova sprovvisto da un supporto familiare la cosa si complica maggiormente, perché bisogna pensare a lui H24, quindi trovare una correlazione tra i bisogni, l'assistenza, il territorio, insomma è un compito abbastanza difficile. Ecco, i primi sintomi come si manifestano? Questa è una domanda che le ringrazio. L'Alzheimer non ha una sintomatologia classica, ogni caso, ogni paziente differisce l'uno dall'altro. Uno potrebbe presentarsi con ad esempio un'accentuazione dei tratti temperamentali, caratteriali, l'altro potrebbe presentarsi sotto una forma depressiva e l'altro con i sintomi classici, perdita della memoria, quindi disorientamento. Questi sono diciamo, i sintomi più eclatanti che sono comuni alla patologia da vertigine.
Oggi questa iniziativa sulla rete assistenziale nel territorio con diversi medici di base a confronto e con gli obiettivi di questo dialogo con gli altri medici. Sono 2 giornate che ritengo davvero fondamentali perché la centralità del medico di medicina generale nell'approccio del paziente con demenza è davvero fondamentale. La cura del paziente con demenza riguarda non solo il portatore della patologia, ma anche e soprattutto chi si prende cura del paziente, la famiglia, che rappresenta più delle volte proprio il caregiver dell'utente. Quindi il ruolo è veramente strategico, quello del medico di medicina generale, è colui che più di qualunque altro conosce i bisogni reali del paziente, i bisogni della famiglia che non dobbiamo mai tralasciare, per cui questa integrazione questa collaborazione permette di dare una risposta integrata ai bisogni che sono sempre mutevoli nei pazienti con demenza. Solo con questa risposta integrata e implementando la collaborazione con i medici di medicina generale possiamo migliorare il setting di assistenza del paziente e della famiglia. Voi gestite un centro presso l'ASP, ecco, che tipo di assistenza fornite e che consigli dà come medico? Il centro dell'ASP proprio è un centro per i disturbi cognitivi in cui la funzione fondamentale è quella di prenderci cura del paziente, cura non solo nel termine di curare il paziente solo da un punto di vista farmacologico. Il paziente con demenza va curato affettivamente, va curata la famiglia, va assistito sin dall'esordio, accompagnato in tutto il percorso della malattia, andando incontro al fabbisogno del paziente sotto tutti gli aspetti, che sia medico, psicologico, sociale, in modo da poter garantire un'adeguata assistenza. E in questo diciamo che cerchiamo sempre di organizzare degli eventi che portano alla piena collaborazione col medico di medicina generale, perché solo in questo modo possiamo riuscire anche a fare quanto più possibile diagnosi precoci e prendere in carico i pazienti per accompagnarli nel loro percorso. E consigliare a chi assiste il malato in famiglia in particolare? Il nostro consiglio è proprio quello di prendersene cura, cercando soprattutto di curare l'aspetto affettivo. Il paziente con demenza dimentica, ma non dimentica l'amore, non dimentica l'affetto. Quei sentimenti rimarranno sempre vivi nel paziente, è di questo che il familiare dovrà prendersi cura principalmente. Lei interverrà domani in questa iniziativa dell'Associazione Alzheimeriani Non Più Soli. Quale sarà il suo intervento relativamente all'istituzione dell'infermiere di famiglia? L'intervento è mirato intanto ad evidenziare qual è il ruolo dell'infermiere di famiglia, l'implementazione di questa figura all'interno del nuovo DM 77 del 2022, quindi collegato col PNRR Salute, missione 6, e sostanzialmente cercheremo di collaborare, di creare le condizioni perché ci sia una collaborazione fattiva tra le associazioni dei malati, chi si occupa delle patologie di Alzheimer e il ruolo che hanno gli infermieri di famiglia, che è un ruolo diciamo proattivo, è un ruolo che mira alla presa in carico precoce dei pazienti, alla loro guida e alla loro tutela. Non solo ai pazienti ma soprattutto ai familiari che vivono una situazione particolarmente... Quindi da affiancare al medico di famiglia? Sì, sostanzialmente in collaborazione appunto con i medici di famiglia e con gli specialisti che si occupano della materia. E sempre il presidente della regione Schifani a Catania ha incontrato i rappresentanti del centro operativo regionale di San Giovanni La Punta nel Catanese, una nostra struttura che è un fiore all'occhiello, un contributo di personale e volontari, quanto ha dichiarato il presidente della regione. Ascoltiamolo. La protezione civile siciliana è il nostro fiore all'occhiello, l'ingegnere Cocina e i suoi, tutta la squadra stanno facendo un grandissimo lavoro. Per il governo sono una costola in tutti i sensi, stanno gestendo anche la tematica tragica della siccità, l'anno scorso gli incendi. Siamo presenti anche nel volontariato nei confronti delle altre regioni che hanno subito vicende catastrofiche, abbiamo dato anche la nostra disponibilità. Io sono oggi qui molto contento perché quando mi è stato rivolto questo invito l'ho accolto senza farmelo ripetere. Qui ci sono le istituzioni, c'è il volontariato,
c'è la presenza di chi vuole aiutare questo nostro territorio in momenti difficili, in momenti calamitosi. Interventi strutturali naturalmente stiamo iniziando a farli. Chiaramente io ho trovato un sistema di dighe che non è colpa del mio predecessore, è colpa di una storia politica che ha avuto delle grandi responsabilità. A giorni appalteremo ad Agrigento la realizzazione, la nuova rete idrica che abbiamo finanziato recentemente con il governo mio, stanziando 10 milioni più altri 30. Interverremo sulla rete anche di Caltanissetta da un lato, dall'altro lato potenzieremo il sistema delle dighe perché non perdano acqua, perché non si disperdano e perché tanta acqua che finisce a mare invece venga convogliata all'interno degli invasi. E sarà presentato oggi pomeriggio presso le fabbriche chiaramontane di Agrigento il libro tradotto in esperanto scritto da Luigi Pirandello, Uno, Nessuno e 100.000. Stamani in anteprima un incontro con gli studenti del liceo classico. L'iniziativa è stata organizzata dalla Federazione Esperantista Italiana. Noi abbiamo intervistato i curatori della mostra. Ecco, oggi un'interessante iniziativa che presentate un libro di Luigi Pirandello in esperanto. Sì, abbiamo pensato di tradurre un'opera di Pirandello, Uno, Nessuno, 100.000, in esperanto. Abbiamo un traduttore di fama internazionale che si chiama professor Carlo Minnaia, il quale si è occupato della traduzione e l'abbiamo tradotto in esperanto e pubblicato in questa edizione pregiata. Perché abbiamo tradotto in esperanto Pirandello? Beh, innanzitutto siamo molto collegati ad Agrigento. Ad Agrigento abbiamo una realtà di alcuni esperantisti per cui vorremmo anche far conoscere la nostra associazione. E inoltre il collegamento Pirandello, Nobel, Esperanto, quindi internazionalizzazione dell'opera pirandelliana tramite la lingua Esperanto, che è in pratica la lingua internazionale definita. Oggi c'è stato anche un evento culturale, avete anche presentato il libro presso il Liceo Classico Empedocle. Sì, questa mattina siamo stati presso il Liceo Classico Musicale Empedocle per presentare non solo il libro ed Esperanto, ma soprattutto anche la lingua Esperanto, la possibilità di imparare questa lingua internazionale tramite anche un progetto che abbiamo fatto come Istituto Italiano di Esperanto, si chiama 30 ore d'oro. È un progetto con il quale riusciremo ad insegnare l'esperanto anche ai giovani e agli insegnanti della provincia di Agrigento. Ecco, parliamo di questo libro che presentate in lingua esperanto, una lingua che si differenzia ovviamente dall'italiano. In che modo? L'esperanto si distingue dall'italiano, dal francese, dal cinese, dall'arabo, dall'ungherese, insomma da qualsivoglia lingua cosiddetta etnica, cioè da quelle lingue che si sono formate spontaneamente nella storia e poi sono state sistemate, codificate dai grammatici. Perché? Perché l'esperanto è una lingua inventata a tavolino, si dice pianificata, da un signore di cui noi parleremo appunto ampiamente nella giornata, che voleva creare una lingua di collegamento, una lingua ponte fra persone che parlassero lingue diverse in modo che potessero capirsi con uno strumento linguistico semplice. Avete scelto le fabbriche chiaramontane, come mai? Abbiamo scelto le fabbriche chiaramontane perché sono diventate ormai un must, cioè uno spazio culturale, di veicolazione culturale importante, conosciutissimo dagli agrigentini e facile da raggiungere, e perché poi si trovano in un luogo pirandelliano. Noi abbiamo la via Pirandello che è qui vicino e qui si trova la chiesa di San Pietro dietro di noi, sulla quale il padre di Pirandello sparò il famoso colpo per silenziare la campana. Poi c'è anche una coincidenza temporale con Pirandello. Sì, assolutamente, perché quest'anno ricorre il 90° anniversario del conferimento a Pirandello del premio Nobel. Lui lo ebbe nel 1934, siamo nel 2024 e attraverso questo appunto il mondo esperantista vuole fare sentire il proprio interesse per Pirandello, tanto da essere arrivati a una traduzione di questo romanzo Uno, Nessuno e 100.000, che in esperanto suona così come vedete. Ve lo leggo, unu neniu kaj 100.000.
Linea alla regia per la pubblicità. Trasporto illegale di fuochi d'artificio a Catania, maxi sequestro della Polizia di Stato di quasi 12.000 prodotti per un peso complessivo di 300 kg. Ce ne parlano i colleghi di Catania. Sono quasi 300 kg per 12.000 fuochi d'artificio sequestrati dalla Polizia di Catania durante 3 distinte operazioni che si sono svolti tra il capoluogo etneo e la provincia di Messina. A Catania gli agenti ne hanno sequestrato 105 kg trasportati illegalmente a 2 uomini, un napoletano di 40 anni e un catanese di 38, che sono stati denunciati per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in licenza, nonché per il trasporto illegale di fuochi d'artificio. In una rivendita in provincia di Messina gli agenti ne hanno trovati 175 kg, ben oltre il limite consentito, e hanno denunciato la titolare. In 2 hub di Catania, infine, sono state sequestrate 15 kg di fuochi d'artificio che erano stati spediti senza alcun rispetto delle norme di sicurezza. Sono state diverse le opere dei fondi di coesione non finanziate e revocate a Messina. Sentiamo la consigliere comunale Antonella Russo che ce ne spiega il motivo. I colleghi di Messina. Piano di sviluppo e coesione, 4 opere definanziate nella città metropolitana di Messina. Sua interrogazione al sindaco Basile: è necessario, opportuno individuare responsabilità? Io più che di responsabilità parlerei di opportunità di chiarimenti da parte del sindaco Basile, sia come sindaco cittadino che come sindaco metropolitano e anche come assessore al ramo, perché si occupa appunto di tutti i finanziamenti extracomunali, i rapporti con il governo nazionale e gli organi europei. Ci sono 4 opere, fermo restando la mia competenza solo sul comune di Messina, che sono importanti, e quindi è giusto che la città sappia, anche tramite la mia interrogazione, che fine hanno fatto questi fondi. Quella che mi interessa di più è soprattutto la costruzione di una scuola elementare di Tremestieri, che comprendeva 15 aule, un auditorium e una grande palestra. So che c'è un progetto esecutivo, so che il Comune aveva già acquistato questo terreno, il valore iniziale di questo finanziamento era di 6.100.000, sicuramente adesso è aumentato a causa dell'aumento dei costi di materiale e quant'altro, e che io sappia, da informazioni che ho, la costruzione di questa scuola si è fermata, e allora è giusto che il sindaco Basile ci dica se si è fermata definitivamente, se questi fondi li abbiamo persi definitivamente. C'è anche un asilo, ad esempio la costruzione di un asilo a Spartà, e la progettazione per una viastra logistica nell'area appunto di San Filippo Tremestieri, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del Forte Gonzaga. Le opere sono tante, ed è giusto che il sindaco Basile ci dica, e sicuramente lo farà, se queste opere appunto le abbiamo perse completamente, se sono state messe sotto altri fondi, quindi sui fondi sviluppo coesione 21-27. Sta di fatto però che da informazioni che io ho acquisito anche tramite gli organi di stampa, di queste opere mi pare che solo 2 siano state riprogrammate nei nuovi fondi sviluppo coesione. Quindi quando noi poi diciamo che ci scippano dei fondi per darli al ponte, la mia contrarietà al ponte penso che sia palese, però voglio anche capire se questi fondi noi li perdiamo perché vanno attribuiti tout court alla costruzione del ponte, oppure se li perdiamo per inefficienza nostra, per nostra incapacità. È giusto che la città questo lo sappia. Noi non possiamo permetterci di perdere finanziamenti europei per la costruzione di scuole, per la valorizzazione dei nostri, insomma di tutto quello che è il nostro patrimonio. Sono soldi che l'Europa ci dà e noi dobbiamo essere capaci di intercettarli, di progettarli, di spenderli nei tempi giusti. Però pungolare anche il sindaco, credo che sia un dovere da parte di un rappresentante comunale, perché è importante fare degli step e capire se ci sono dei problemi nell'organizzazione della macchina comunale, questi ritardi a cosa sono attribuiti. Non possiamo permetterci di perdere finanziamenti. Passiamo ora alle notizie sportive. Per il calcio Serie B, messa in archivio il pesante successo dell'ultima giornata contro la Spezia, il Palermo torna in campo con l'obiettivo della seconda vittoria consecutiva. È una partita delicata in trasferta contro la Carrarese. Dionisi, l'allenatore, studia le variazioni nella formazione iniziale. I colleghi di Palermo.
Il sogno è ben chiaro, quello del secondo successo consecutivo in campionato dopo la pesante affermazione casalinga contro lo Spezia di Soleri e Mateu. Il Palermo di Dionisi è pronto a scendere in campo questo pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 15, contro la Carrarese. Una nuova vittoria sarebbe di cruciale importanza per risalire in classifica, ma soprattutto per lanciare un segnale forte alle rivali nella corsa alla promozione prima della pausa natalizia. Durante la rifinitura di Torretta il tecnico ha provato diverse soluzioni tattiche alternando fra il 4-3-3 ed il 4-2-3-1. Per ciò che riguarda la formazione, in difesa la linea a 4 dovrebbe essere composta da Diakité, Bania, Nicolau e Lund. Incertezza per quanto riguarda il centrocampo, dove il tecnico ha detto di essere al lavoro per integrare Ranocchia e Claudio Gomes, che potrebbe però anche essere schierato a partita in corso. L'impressione è che le scelte ricadano ancora sul trio visto già contro lo Spezia, composto da Verre, Segre e Ranocchia a far da regista avanzato. Per l'attacco poche sorprese, Insigne di Francesco verso un posto da titolare con Henry che appare favorito sull'Eduaron. Brunori ancora una volta va verso la panchina, ma non è escluso un inserimento a gara in corso anche con un ruolo da trequartista. L'Akragas, dopo la vittoria con il Paternò, incontra domani in casa la Vibonese. La società ha intanto ufficializzato l'acquisto del giovane centrocampista Gabriele Salvia, classe 2004, proveniente dal Canicattì, cresciuto nelle giovanili del Palermo. Sentiamo l'approfondimento del collega Carmelo Lentini. In casa Akragas ancora nulla di definito dal punto di vista societario. Il patron Giuseppe Deni è ancora fuori sede, la nuova cordata è interessata ad entrare in società, attende delle risposte concrete e la trattativa sembra essere sempre in alto mare. Intanto, con la riapertura del calciomercato, il centrocampista Paolo Grilla ha fatto le valigie e si è accasato in riva allo stretto con la Regina. In entrata invece un altro giovane di belle speranze. Arriva in biancazzurro il giovane centrocampista Gabriele Salvia, classe 2004. È cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Salvia ha maturato esperienze nelle categorie dilettantistiche, militando nel Salvitolo Capo in eccellenza e nel Canicattì in Serie D, dove ha realizzato 6 reti. Domenica, festa della Immacolata, arriva all'Esseneto la Vibonese, una compagine ostica che mira ad un campionato di vertice e che occupa attualmente la terza posizione. In questo turno un ricco di derby tra formazioni siciliane. Tra questi sicuramente impegnativo è il compito del capolista Siracusa, che dovrà rendere visita, guarda caso, a quel Paternò che è reduce dalla sconfitta di mercoledì scorso nel recupero contro l'Akragas. Tra gli inseguitori della capolista, altrettanto complicata sul terreno della Novigea, la sfida che vede impegnata la scafatese del nuovo allenatore Azzori. Per la Regina, seppur in casa, c'è l'insidioso derby con il Locri, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Per quanto riguarda invece il torneo di eccellenza Girone A, sarà una giornata cruciale. Infatti bisogna conoscere quali sono le giuste velleità di due squadre che in questa domenica incroceranno le armi. Ci riferiamo sicuramente all'Unità Sciacca e al Città di Gela, entrambe all'inseguimento del capolista e fuggitivo Athletic Club Palermo, che si daranno battaglia sul rettangolo di gioco al Gorrera. Anche la stessa capolista non avrà vita facile ospitando il San Giorgio Piana, per cui si prospetta una domenica molto elettrizzante. Questa domenica termina anche il girone di andata del campionato di promozione Girone C, con un doppio derby. Infatti in campo a contendersi la vittoria saranno Aragona Gemini e Camarat e Casteltermini. Da 8 giorni le tifoserie interessate sono in grande fermento e sia al Totorusso che al Salaci sono attesi e masse di tifosi di entrambe le fazioni. E il Castrum Favara domani in trasferta a Ragusa per una partita che si preannuncia difficile. Ce ne parla il collega Moscato.
Insidiosa e difficile trasferta domani per il Castrum Favara, che va a Ragusa, dove troverà una squadra che ha necessità di far punti soprattutto in casa. I ragazzi di Pietro Infantino hanno messo in archivio l'immeritata sconfitta con la Scafatese, una partita che ha messo ancora una volta in evidenza il buon andamento del Castrum Favara, dell'ottima compagine con i ragazzi che sono in grado di risollevarsi e di andare avanti in tutte le situazioni. Questa settimana un intenso allenamento di preparazione per la trasferta di Ragusa, che li vedrà giocare in un campo in erba naturale, quindi dalle tattiche e dalle disposizioni tecniche un po' diverse del consueto campo in erba sintetica. In sala stampa abbiamo ascoltato alcuni dei protagonisti, sentiamoli. Domani andiamo a Ragusa con il coltello mezzo ai denti, come si suol dire, perché anche loro hanno bisogno di punti e non possiamo perdere terreno, quindi dobbiamo andare a fare risultato. Dicembre fa rima con mercato. Già abbiamo salutato ieri con un comunicato stampa Adam Ouattara e Alessandro Russotto per le prestazioni che hanno fatto in questi mesi, e i giocatori si accaseranno in altre formazioni. Cosa si muove in casa giallo-blu? A dicembre tutte le squadre cercano di migliorare l'assetto organico, insomma, della squadra, quindi tutte le società si muovono in questo senso, quindi ci muoviamo anche in base a quello che fanno le altre società. Questa è una situazione che si crea ogni anno. Quindi, però rispetto, diciamo, a quello che abbiamo sempre fatto, facciamo pochi movimenti ponderati ed equilibrati. Quindi saranno andati via 2 giocatori, ci sarà forse qualche altra uscita e subenteranno giocatori che faranno parte, diciamo, nell'organico, e saranno quelli che il mister magari indicherà più o meno le caratteristiche dei giocatori che dobbiamo prendere. Purtroppo settimana scorsa ho avuto il virus, l'influenza, e non sono potuto essere della partita. Sicuramente abbiamo fatto una partita tosta come sempre, ci siamo fatti rispettare, abbiamo dimostrato comunque il nostro valore, peccato solamente per il risultato. La settimana che abbiamo preparato, come tutte le altre, per fare una partita tosta, di intensità, di andare forte, di imporre il nostro gioco. Il Ragusa è il campo in erba. Ci sono particolari insidie per chi prepara la settimana tutta in sintetico? No, vabbè, queste sono, penso, tra virgolette, scusanti. Non credo ci sia differenza, tra virgolette. Sicuramente troveremo un campo magari più pesante del nostro, speriamo che il tempo ci aiuti e che magari non piova, e sicuramente sarà una grande partita. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per Chiale Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9, e i nostri servizi si possono visualizzare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto, e vi auguriamo una buona festa dell'Immacolata.